Ce la prepariamo anche noi questa torta tanto virale qua su TikTok, la Don't Cake, se ho pronunciato bene, se no è lei. L'assaggio con voi, che io l'ho preparata solo, vi dico la verità, non l'ho assaggiata ancora. L'ho fatta anche così perché la devo regalare, quindi noi nel frattempo la andiamo a preparare. Andiamo. Uova a temperatura ambiente, zucchero e mescoliamo. Ho aggiunto latte, olio, vaniglia bourbon, ma potete usare qualsiasi tipo di vaniglia, vanillina, quello che avete. Farina, un cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale perché se non lo dimentico, e dovevo prendere una ciotola più grande ma non fa niente, va bene così. Ecco qua. A questo punto ci mettiamo 2 di questi confettini colorati. Non è obbligatorio metterli all'interno, io ce li voglio mettere. Se voi non ce li volete mettere, non ce li mettete. Iniziamo ad accendere il forno 180 gradi statico oppure 160 ventilato. Prendiamo uno stampo rettangolare, quadrato, rotondo, come preferite. Questo qua misura 22 o 24, va bene uguale. Ecco qua. Io ho acceso già il forno. Io in forno, ma voi non vi muovete che torno subito. 25-30 minuti, fate sempre la prova a stecchetto, lo lasciamo raffreddare un po'. Per la crema, formaggio spalmabile tipo Philadelphia o Philadelphia, quello che preferite. C'è anche chi lo fa con il burro, ma a me oggi il burro non va, quindi proviamo questa qua. Pasta di vaniglia e zucchero a velo. E mescoliamo il tutto. La crema è pronta. Come contenitore potete usare quello che preferite. Io uso questo qua. La volevo fare anche qua. Questa qua però la volevo tagliare. L'ho tirata fuori e l'ho tagliata. Facciamo così, mettiamo questo qua, un po' di crema al centro, copriamo e finiamo con la crema, così. Poi prendiamo questi confettini colorati, questo qua ce li ho messi così, questo qua lo devo regalare. E facciamo così. Prendiamo tutti. Ecco qua. Eccoli pronti. Sono carini però. Provate.